E allora eccoci qua, tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match, che dedichiamo diciamo così, a quelle che sono state le sostanze stimolanti, anche droghe sostanzialmente, che sono state usate in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale e in particolare appunto dai nazisti. Un utilizzo che ha destato grande attenzione, ma ecco, è bene specificare che non sono stati solo i nazisti ad utilizzare... No, ma non è questo, il problema è che allora non erano considerate droghe. Queste sostanze che aiutavano ad avere una performance maggiore del proprio organismo, naturalmente erano considerate una sorta di medicinali, di integratori, quello che noi chiamiamo oggi integratori. Poi naturalmente ci si è accorti che con l'uso continuativo di queste sostanze l'organismo peggiorava, tant'è che Hitler era uno degli assuntori di migliaia di dosi di questo tipo di farmaci tra virgolette, sono dei veri e propri farmaci, ma come tutti i farmaci devono essere dosati e utilizzati solo nei casi necessari, non come alimento normale o integratore normale della propria, quindi non erano delle vitamine. Questi integratori naturalmente sono stati scoperti tra la prima e la seconda guerra mondiale e questi integratori naturalmente non furono soltanto degli integratori per aiutare alla salute della gente, ma divenne una questione politica e divennero addirittura usati come arma. Cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio il Pervitin oppure le anfetamine furono usate dai militari a tonnellate, si producevano tonnellate di queste sostanze perché il soldato aveva la capacità di resistere al freddo, di non dormire per notti intere. L'accerchiamento della linea Maginot fu possibile solo perché i soldati tedeschi assumevano le anfetamine e potevano viaggiare con i carri armati, con i camion, eccetera, per giorni e notti per riuscire a far sì che la reazione della Francia nella difesa del territorio non fosse così rapida e quindi riuscirono a sfondare non tanto la linea, ma a cerchiare la linea Maginot. Questo naturalmente servì anche successivamente nell'invasione della Russia. Le anfetamine furono fondamentali. Addirittura ci sono dei militari che scrivono a casa: vai in farmacia, comprami le anfetamine, me le mandi perché se sto di guardia la notte e mi addormento rischio di essere fucilato. Quindi era una guerra estrema. La caduta di Stalingrado e per la mancanza di anfetamine i soldati non ce la facevano più a stare in piedi. Ma perché? Perché stavano in piedi, perché erano drogati. Ma la stessa cosa avviene con Mussolini e la stessa cosa avviene anche con Hitler, perché erano dei farmaci che potenziavano l'energia, ma naturalmente vedremo poi che questa energia era una forma di condizionamento anche psichico delle persone, cioè chi prendeva quelle anfetamine era il soldato perfetto, perché avevano fatto delle sperimentazioni in questo senso proprio i tedeschi. E di questo naturalmente parleremo, cioè la droga, Hitler e con i nostri due storici che ci aiuteranno a capire meglio il fenomeno. E sono i nostri due storici di fiducia, possiamo dire, perché questa sera in studio abbiamo il professor Damiano Fusaro. Buonasera, professor Fusaro. Grazie dell'invito. Grazie a lei, e il professor Patrizio Zanella. Buonasera. Grazie anche a lei. Sono due storici che ci aiutano spesso a ricostruire delle anche vicende un po' particolari, un pochino meno conosciute, Ermanno, spesso. Il discorso in particolare di questo Pervitin, tu prima lo hai accennato, è diventata di fatto una droga di guerra. C'è da dire poi che, e lo vediamo anche ai giorni nostri, è una, tra virgolette, un'abitudine che c'era stata anche prima, che ci sarà fino ai giorni nostri. C'è sempre stato lo stimolante per il soldato, che fosse all'epoca di Giulio Cesare, che fosse oggi, si è sempre usato, perché io ho bisogno del soldato, il soldato deve diventare aggressivo. Lo diventa aggressivo perché all'inizio della battaglia quello che faceva Giulio Cesare, li stimolava
ad essere bravi, eroi romani, combattere, eccetera, perché questa era una questione psicologica. Ma poi c'era anche l'alimentazione che giocava un fattore positivo, ma soprattutto se riesci a vincere, riuscirai a conquistare la città, depredarla e diventerai ricco. Questo era un altro stimolante all'epoca romana. No, e poi naturalmente c'era anche il vino e altri certo. alimenti che servivano esclusivamente, quello che succede anche poi nella Prima Guerra Mondiale, dove venivano dati alcol e altre cose per stimolare il soldato a essere più aggressivo, aumentare l'aggressività e la resistenza del soldato, perché doveva avere il soldato perfetto. E diciamo che con la scoperta delle anfetamine il soldato perfetto lo diventa perché è uno stimolante talmente forte, e ne fanno anche una prova. C'è un bellissimo libro che consiglio ai nostri telespettatori, I tossici. I tossici, se vedete quello riuscite a capire l'altro aspetto del secondo conflitto mondiale, perché la Germania a un certo punto non era soltanto più potente a livello di armatura, ma aveva anche una capacità, diciamo, psicologica, di aggressività da parte dei soldati che era superiore a tutti gli altri. Io lascerei un attimo uno spazio a Patrizio Zanella perché ci aiuti a raccontare che anche queste sostanze tossiche furono testate a dei militari per vedere l'effetto che facevano. Fecero un confronto tra la caffeina, che era anche una sostanza stimolante, e il Previtin, perché ebbero dei risultati fondamentali. Prego. In guerra purtroppo tutto si sperimenta, tutto si testa, e anche quello che può essere pericoloso per gli stessi soldati. Se nella Prima Guerra Mondiale, prima dell'assalto del nemico delle trincee austriache, si usavano abbondanti litri di grappa e vino alla sera per preparare questi soldati all'attacco dell'alba. Al suicidio. Sì, era una forma di suicidio, perché andavano proprio incontro a queste mitragliatrici che li aspettavano purtroppo, ma l'alcol toglieva un po' questa inibizione, questa consapevolezza del destino amaro che aspettava questi soldati. Quindi se già nella Prima Guerra Mondiale si fece esperimenti artigianali, se vogliamo, ecco, perché al soldato fosse data maggiore forza, ma anche maggiore distrazione, ecco, io direi maggiore distrazione del destino che lo aspettava. Nella Seconda Guerra Mondiale, con la stessa magari tracotanza, si fece un abbondantissimo uso di questi farmaci oppiacei, diciamo, stupefacenti vari, appunto il famoso Pervitin. E ben ha fatto lei a ricordare, io adesso cito uno scrittore famoso come Heinrich Boll, il quale al fronte lui dice: ricordatevi di mandarmi tanto Pervitin, fa miracoli, fa miracoli. Quindi tutti erano consapevoli di questo beneficio, attenzione, beneficio, ma nessuno era consapevole, o li tenevano all'oscuro, io credo che non lo fossero, a parte i medici, nessuno era consapevole della dipendenza che creavano, perché se alla fine lo assumevano da Hitler, Rommel e lo stesso Mussolini, ciò ci fa capire che non erano neanche edotti sulle possibili conseguenze, anzi ne abusavano. E sappiamo anche della... Però la interrompo, poi proseguiamo. C'era un'influenza psicologica e della logica della realtà, cioè alteravano la visione della realtà queste diciamo sostanze tossiche, perché poi si è scoperto che sono tossiche e quindi si diventa addirittura dipendenti. Quindi non ragionavo più secondo una realtà, ma secondo una spinta interiore che superava invece quelli che erano gli ostacoli reali. Prego. Sì, e questo, oltre a fare l'effetto di una energia inspiegabile, creava anche un ulteriore panico verso il nemico,
Ricordiamo che i francesi rimanevano stupiti di questa forza, di questa energia, ma di questa presenza, perché macinavano chilometri e chilometri con i carri armati, e non dobbiamo trascurare che l'uso abbondante di questi farmaci fu addirittura esteso anche alla popolazione civile. No, lo usavano. Ecco, il Pervitin per esempio lo si poteva benissimo recuperare anche in farmacia. Certo. C'erano i cosiddetti, in guerra c'erano i Panzerschokolade in guerra, mentre presso l'opinione pubblica le donne, le casalinghe erano particolarmente invitate proprio a farne uso, perché che cosa comportava l'assunzione di questo liquido, di questa sostanza dentro i cioccolatini? E alle donne perdevano un po' dell'appetito, quindi dimagrivano, avevano anche addirittura un beneficio di questo tipo, per cui gli aspetti cosiddetti anche riguardo a una possibile dieta estetica per le donne era invitante, anche perché faceva togliere i freni inibitori, peggio di contro così. La frigidezza delle donne era una delle pubblicità del Pervitin, era contro, proprio lo presentavano come contro la frigidezza delle donne. Per cui effettivamente noi abbiamo questo uso smodato, questo uso inconsapevole, perché se lo assumono i diretti referenti e responsabili, possiamo dire con una sintesi molto veloce che negli ultimi anni di guerra la propaganda nazista era che Hitler avrebbe vinto la guerra, appunto utilizzando le armi segrete del Führer, che tutti aspettavano questi missili Lev 1, Lev 2. In realtà l'arma segreta del Führer era il doping. Possiamo dire che fosse il doping, perché con pochissimi soldati, quando questi erano ben euforici, perché il titolo, è giusto ricordare anche il titolo tedesco del libro, Norman Höhler, appunto Der totale Rausch, la totale euforia. La totale euforia, i tossici, l'arma segreta del Terzo Reich nella Germania nazista. È la traduzione di questo libro uscito nel 2018. Ecco, questo testo di per sé spiega puntualmente, per la possibilità che ha avuto Höhler di accedere alle cartelle cliniche del dottor Morrell, il medico privato del Führer, come agivano e in quale quantità siano stati impiegati. È giusto sapere e ricordare che negli ultimi 2 o 3 anni si dice che Morrell, che era un diarista, perché ha tenuto tutto molto scritto nelle sue memorie, abbia somministrato alla bellezza di 1300-1400 farmaci diversi o continuativamente al Führer, quindi negli ultimi 2 o 3 anni era completamente il Führer in balia di Morrell, e nonostante tutto non riusciva a riconoscere la dipendenza. No, anzi, il Führer aveva bisogno e lo chiamava apposta. E quando ebbe l'attentato Hitler, no, e dopo 2 giorni doveva arrivare Mussolini, e il suo medico curante Morrell arrivò e lo riempì di anfetamine. Allora si presentò alla stazione d'arrivo di Mussolini col braccio ingessato perché era stato ferito, però era presente, diciamo apparentemente presente, nel senso che naturalmente riusciva a stare in piedi, riusciva a muoversi, ma naturalmente non riusciva a ragionare secondo una quoziente normale. Prego, Daniele Fusaro. L'utilizzo della droga, come si diceva prima, il doping. Allora, nel 36, Olimpiadi del 36, i medici nazisti vedono questi atleti statunitensi che con le benzadrine riescono ad ottenere grandi risultati e cominciano a studiare come elaborare. Dica il dettaglio, perché i negri americani riuscivano ad avere sopravvento sugli ariani. Sugli ariani, questa era quindi subito i medici nazisti sono rimasti un attimo suggettati. Vanno a studiare queste anfetamine e creano appunto, il dottor Hochschild crea il Pervitin. Come si diceva, un integratore, uno stimolante messo anche dentro la cioccolata, poi anche sul problema del dosaggio, perché gli studi erano stati fatti su una clinica psichiatrica e avevano notato come erano più soggetti anche al dialogare, al parlare, e però ammettono già che cominciavano ad esserci delle controindicazioni, tant'è che sostengono che il dosaggio giusto sia sui 6-7 milligrammi.
Nella cioccolata era ripiena di 14 mg. Mettono il doppio. Mettono il doppio e quindi questo Pervitin crea dei mostri praticamente, e l'utilizzo delle droghe nei conflitti, come abbiamo detto prima, è sempre esistita. Pensiamo, appunto, si diceva, alla grappa nella prima guerra mondiale, ma pensiamo anche poi in Vietnam, quando il 20% dei soldati che tornano dal Vietnam sono dipendenti dall'eroina. Certo. E adesso si dice, quando è stata l'azione del 7 ottobre del 2023 da parte appunto di Hamas, il famoso Captagon, che è chiamato anche la droga dell'ISIS, ma ancora di più il famoso termine assassino per molti deriva dagli Hashishin, che era questa popolazione che utilizzavano l'hashish e poi andavano ad uccidere, cioè da lì deriva hashish. Sul caso di Hitler, e si parlava anche di Rommel, si diceva questo non riesce, non dorme, è sempre sopra il carro, è perché erano fatti come pigne di Pervitin. No, ma della setta degli assassini, che sono gli Ismailiti, la setta degli Ismailiti, quindi sono, diciamo, e ne parla Marco Polo, i quali naturalmente si drogavano e arrivavano a fare cose del tutto assurde, naturalmente. Ma torniamo al discorso della prova del Pervitin in Germania. Addirittura fanno degli esperimenti, prendono 30 ufficiali dell'esercito e gli danno delle pastiglie che sono uguali alle pastiglie di altri 30, un gruppo di altri 30 e ancora 30, quindi 90 persone che devono devono riempire dei moduli e completare delle problematiche, no? Quindi ci sono dei quesiti da riempire. Questo deve essere fatto in continuazione fino alla resistenza ultima. E soltanto che i primi, diciamo, hanno un effetto placebo, cioè nel senso danno la pastiglia ma la pastiglia non contiene niente, i secondi invece contiene caffeina, i terzi contengono Pervitin. Allora l'effetto qual è stato? Che i primi a non farcela più perché erano passati un giorno e una notte sono quelli che avevano l'effetto placebo, cioè la pastiglia non conteneva nessuna sostanza. Quella della caffeina invece resistono molto di più e continuano a completare quelli che sono i quesiti che sono stati sottoposti. I terzi con Pervitin sono quelli che durano il doppio di tutti gli altri. E naturalmente, però alla fine vanno a vedere effetto placebo. La maggior parte delle domande ha risposte coerenti e precise. La seconda parte, quella di caffeina, è un po' meno esatta, però comunque è coerente tra domande e risposte, diciamo, sono tutti stati promossi. L'effetto Pervitin, invece, la maggior parte delle risposte sono sbagliate. Svariava completamente. Allora cosa dicono? Questo è il soldato perfetto. Sì, perché obbedisce a quello che non sa quello che fa e non gliene frega del risultato. Lui se gli dici di fare una cosa, la fa fino alla fine. Ma d'altronde Otto Ranke, soprannominato anche lo spacciatore della Wehrmacht, diceva che appunto il popolo eletto non poteva prendere il latte, ma il cervello dell'ariano doveva essere nutrito di alcaloidi. Certo. Perché così riuscivano a controllarlo e a mandarlo a... Sì, ma è una visione appunto della scienza che lascia perplessi. E naturalmente sia Mussolini tardivamente, perché dopo la Repubblica di Salò incomincia a drogarsi, ma Hitler invece avviene ancora nel 1936 e assumerà decine di migliaia di varie sostanze, tra cui anche la prima selezione di ormoni, perché il suo Morrel, che era il suo medico, riesce a aprire delle case farmaceutiche, una casa farmaceutica sua, e riesce a selezionare ormoni che poi andava a iniettare a Hitler, il quale naturalmente aveva delle problematiche molto, molto importanti. Problematiche perché se le era portate dietro dalla Prima Guerra Mondiale. Ricordiamo che Hitler fu accecato dal gas mostarda e rimase quasi un anno e mezzo senza possibilità di vedere, cioè aveva gli occhi che non funzionavano più.
aveva delle malattie intestinali che erano orrende, che erano le malattie che si prendevano nelle trincee a quell'epoca. Quindi Hitler è la vittima della prima guerra mondiale e si porterà dietro tutte queste problematiche fino alla fine, naturalmente, della seconda guerra mondiale e successivamente, perché Hitler, secondo alcune teorie ma abbastanza documentate, non è morto a Berlino, ma è morto in Sud America, nel Paraguay. A parte questo, ma naturalmente sono quelle cose che mi sembrano abbastanza logiche. Uno che ha fatto quello che ha fatto non è che poteva suicidarsi a Berlino. Peraltro, nella grande via, nella porta di Berlino, avevano demolito tutti i lampioni, avevano tolto tutti gli alberi, avevano fatto una pista di atterraggio di un aereo dove è arrivato, atterrato, è stato caricato il signor Hitler, è stato portato in Norvegia, da lì con un sommergibile è arrivato fino a metà dell'Atlantico, lì c'era una nave che faceva rifornimento a questi sommergibili e poi è proseguito fino in America. La nave di sommergibili era una nave della Exxon americana. Ma questa è un'altra storia, l'abbiamo già parlato, ma ci torneremo sopra. Al di là di questo partiamo con il primo contributo, Previtin, l'arma della guerra nazista. Il Pervitin fu un farmaco largamente utilizzato negli anni del secondo conflitto mondiale in Germania. La sua notorietà è legata all'uso che ne fecero le truppe naziste e i tedeschi più in generale. Una corsa agli stimolanti che si era aperta con i Giochi Olimpici di Berlino del 1936. Le sconfitte degli atleti tedeschi sulle piste di atletica leggera avevano messo in discussione la tesi della supremazia della razza ariana. Gli atleti d'oltreoceano usavano prodotti come la benzedrina e da lì iniziò la corsa alle anfetamine con ordini diretti che partivano da Berlino. Fu il chimico Fritz Hochschild che nel 1937 ottenne il nuovo farmaco prodotto dagli stabilimenti Tembler che garantiva effetti superiori a tanti altri tipi di anfetamine, una sostanza che fu brevettata appunto con il nome di Pervitin. In poco tempo il farmaco si diffuse in modo così capillare tra la popolazione tedesca da essere definito come la medicina del popolo. Studenti, lavoratori lo assumevano tutti i giorni sotto consiglio medico per aumentare le proprie prestazioni, per combattere la fatica e alleggerire lo stress. Con l'inizio della guerra nel 1939 furono milioni le dosi della potente droga che furono distribuite ai soldati tedeschi in guerra. Fu questa l'arma in più che i nazisti poterono usare per conquistare rapidamente l'Europa. I soldati tedeschi non furono i primi militari ad assumere droghe per sostenere la fatica e lo stress della guerra. Il rapporto tra droga e guerra è stata una costante in gran parte dei conflitti della storia. Il caso delle truppe finlandesi che abusavano di metanfetamine, le truppe alleate usavano la benzedrina, così come i sovietici usavano il dinitrofenolo per poter sopravvivere al grande freddo nel corso del secondo conflitto mondiale. Secondo lo scrittore Norman Ohler, autore del libro I tossici, la droga fu l'arma segreta del Reich. I nazisti ne fecero un uso massiccio durante la seconda guerra mondiale. Nel 1940 la Wehrmacht e la Luftwaffe acquistarono circa 35 milioni di compresse, milioni di dosi che furono distribuite ai militari al fronte, venivano assunte in pillole da tenere sotto la lingua. Il farmaco aumentava la resistenza e inibiva la paura, permetteva ai soldati di combattere senza sosta per giorni interi, senza dormire, mantenendo un costante stato di allerta. Ma l'ideologia nazionalsocialista aveva assunto fin dall'inizio una posizione fortemente contraria all'assunzione della droga. Chi faceva uso di sostanze stupefacenti era etichettato come simbolo di debolezza non solo mentale ma anche fisica, di decadimento morale, ed era visto come un rifiuto sociale. E allora perché il Pervitin non rientrava in questo caso? Perché la metanfetamina rappresentava un'eccezione alla regola, a differenza di altre sostanze. Il Pervitin rappresentava la pillola miracolosa per il regime, energizzante e stimolante. La metanfetamina quindi contribuì ad alimentare l'ossessione
transizione del Terzo Reich verso il mito della superiorità fisica e mentale della razza. Sicuramente il Pervitin ha permesso ai soldati tedeschi una maggiore efficienza e aggressività, riuscendo a contrastare con maggiore energia gli avversari, e questo continuo stato alterato aiutò gli enormi crimini che Hitler e l'esercito tedesco compirono. L'incontrollabile uso delle anfetamine fu una conseguenza dell'ideologia nazista e della oscura personalità di Hitler, capace di trascinare i tedeschi e l'umanità più in generale in uno dei periodi più oscuri della nostra storia. Prego, Patrizio Zanella. Allora, questa droga, che peraltro è ancora nelle farmacie, perché è un farmaco. Ancora adesso in alcuni casi si può utilizzare. Prego. Diciamo che l'uso continuo, sostenuto del Pervitin aveva anzitutto questa motivazione presso la Wehrmacht, presso l'esercito, soprattutto nelle avanzate, che dovevano sempre essere eseguite con la formula del Blitzkrieg, l'effetto sorpresa. Ricordiamolo che l'effetto sorpresa del Blitzkrieg è anche la conseguenza di un attacco massiccio, improvviso, inaspettato, che con l'uso massiccio anche di queste droghe poteva avere la meglio su un nemico. Primo. Secondo, dobbiamo dire anche che il Pervitin è stato utilizzato anche all'interno dei lager, per i prigionieri politici o i prigionieri che erano costretti al lavoro forzato, per farli lavorare di più, quindi anche dentro i laghi, oppure addirittura per gli esperimenti medici, chimici. Quindi abbiamo un uso che viene spalmato anche brutalmente su questi prigionieri che non manco sanno cosa gli fanno assumere e sono costretti a subire questo tipo di vessazioni e vedersi il fisico inspiegabilmente o con tanta forza o debolmente emaciato fino al dimagrimento o anche alla selezione successiva che li portava alla morte. Quindi c'è un uso di queste droghe anche all'interno dei lager. Allora, prego, Fusaro. Sì, è da riflettere, appunto, si diceva, lo si può trovare ancora. È sempre la questione del dosaggio e soprattutto della poca rilevanza della vita umana. Cioè, il fatto di utilizzare in maniera massiccia questi farmaci, che si sapeva che presi in determinate dosi avrebbero creato determinati problemi, è l'ennesima testimonianza di come il nazismo e tutte quelle forme dittatoriali mettono a repentaglio la vita dell'uomo pur di ottenere un determinato risultato. E questa è la gravità, non è semplicemente la metanfetamina in sé, perché, ripeto, il dosaggio dipende, vengono utilizzate e tutto quanto. Il problema è quella scienza esatta persuasa allo sterminio, come scriveva Quasimodo, cioè l'utilizzo sistematico per delegittimare e per colpire altri simili, e questo c'è sempre stato. In più l'aggravante del nazismo è che non solo veniva dato ai soldati o utilizzato in alcuni settori, ma anche chi deteneva il potere lo faceva completamente sotto effetto di queste sostanze. Cioè la perfidia, la cattiveria che hanno messo in campo è stato anche il frutto di queste anfetamine che hanno preso, di questi farmaci che prendevano, le iniezioni che faceva Morel, il maestro iniettore, le 18 iniezioni al giorno, tra cui anche il testosterone di toro, perché anche in quel campo là Hitler non ce la faceva, sono significative della degenerazione di queste persone, insomma. E quindi è chiaro che se chi deve decidere non ha la mente lucida, poi fa queste schifezze che abbiamo visto e che mandano addirittura a morire e a creare poi delle dipendenze, perché terminata la guerra poi ci sarà il problema, non solo nella seconda guerra mondiale, ma in tutte le guerre in cui viene utilizzata la droga, c'è poi il problema del post-guerra, perché questi che vengono mandati a morire completamente drogati, quando tornano a casa a causa delle dipendenze, creano
problematiche sociali, e abbiamo visto e ne abbiamo testimonianza anche ai giorni nostri, insomma. Dopo la guerra in Vietnam, l'America si trovò di fronte a un fenomeno di questo genere, perché anche i militari americani assumevano droghe, perché naturalmente andare in conflitto non è una cosa semplice, bisogna andare contro anche i propri istinti di sopravvivenza piuttosto che diciamo fermarsi al momento giusto. Invece il militare non si deve fermare, deve comunque sacrificarsi in qualsiasi maniera. E allora passiamo al secondo contributo: Hitler, il dittatore malato. Dietro l'immagine del dittatore inflessibile e onnipotente, Adolf Hitler nascondeva una realtà ben diversa, una salute fragile e un corpo minato da malattie e dipendenze. A partire dagli anni 30 Hitler mostrava già segni di problemi di salute cronici, dolori addominali, insonnia, tremori alla mano sinistra, ma fu durante la Seconda Guerra Mondiale che le sue condizioni peggiorarono drasticamente, al punto da influenzare le sue decisioni politiche e militari. Nel 1945 Hitler, drogato e malato, era bloccato nel suo bunker. A 56 anni era un concentrato di malattie. Se per le carie teneva sempre con sé 50 kg di oro prelevati dai morti di Auschwitz per eventuali otturazioni, per tutto il resto gli stava a fianco con 82 diversi medicamenti Theodor Morell, il medico che allora aveva 68 anni e dal quale il 21 aprile 1945 Hitler si congedò dicendogli di raggiungere in borghese il proprio studio. Lo sostituì a sorpresa con l'altro medico personale, l'SS Werner Haase, di 44 anni. Contro la depressione prendeva la metanfetamina, droga stimolante che dava dipendenza e che i nazisti delle forze speciali ricevevano in praline. Gli erano stati asportati 2 polipi alla gola, aveva i postumi delle ferite degli attentati, ma anche delle conseguenze dei gas del primo conflitto mondiale, soffriva di pressione alta, di problemi digestivi e dolori intestinali, e nel bunker sarebbe stato colpito anche da un ictus. Soffriva di meteorismo intestinale, per questo assumeva un preparato a base di stricnina e prima dei suoi incontri con Eva Braun assumeva una specie di Viagra antelitteram, testosterone e ormoni di toro. Il dottor Morell fu il medico personale del Führer dal 1936 ed era lui a somministrare a Hitler un mix di farmaci che includevano anfetamine, oppioidi, ormoni animali, persino estratti di fegato. Morell annotava tutto ed è stato anche per questo che è stato possibile ricostruire le migliaia di somministrazioni a cui fu sottoposto il dittatore tedesco. Tra le sostanze più controverse, l'Eucodal, oppioide simile alla morfina, e il Pervitin, anfetamina largamente usata in Germania durante il periodo bellico. Hitler dipendeva completamente da queste iniezioni quotidiane. Se inizialmente gli permisero di mantenere un'apparente energia, gli effetti collaterali non tardarono a manifestarsi: paranoia, attacchi di rabbia incontrollata, un deterioramento progressivo della salute. I tremori alla mano sinistra, visibili nei filmati degli ultimi mesi di vita, potrebbero essere stati sintomi del morbo di Parkinson oppure di un'intossicazione cronica proprio da farmaci. Nel bunker della cancelleria, negli ultimi giorni del Terzo Reich, Hitler era un uomo distrutto, fisicamente debole, quasi incapace di muoversi, dipendente dalle cure di Morell. La verità, confermata dagli storici, è che Hitler era un uomo schiacciato dalle sue stesse ossessioni e dalla dipendenza da farmaci che lo avevano reso un fantasma di se stesso. Erano nazi droghe ed era una droga politica, cioè supportava l'ideologia, una droga che si veniva utilizzata per supportare delle decisioni che poi i tedeschi attualmente hanno abbandonato perché cominciano a pensare con la loro testa. Prego, a lei, Fusaro. Sì, quando si dice appunto droga politica, se noi pensiamo appunto all'esaltazione della razza ariana e dell'uomo perfetto, superuomo che... Più Previti. Il problema è il Pervitin, cioè oggi questa cosa qui ci dovrebbe far riflettere quando sentiamo certe esaltazioni o certe
indicazioni di non doversi fermare mai. Qualcuno analizzando parlava, capitalismo con nazionalsocialismo elevato dai farmaci, insomma, cioè riuscire a rendere sempre di più e meglio. E questo stato di devi rendere di più, devi fare di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, è chiaro che crea degli squilibri. E ripeto, dovremmo fare un esame di coscienza anche su quello che avviene ai giorni nostri per capire come certe esaltazioni sono pericolose. Cioè, quando noi presentiamo dei corpi che devono essere per forza forti in una determinata maniera, resistere oltre il limite, lo sballo, cioè attenzione, perché da quelle devianze lì è un attimo passare a queste devianze che poi da devianze diventano morte. Certo. E quindi stiamo attenti quando esaltiamo e valorizziamo invece l'umanità in quanto tale, in quanto rispetto del corpo umano. Non si è dittatura se si rispetta l'uomo, nella mente e nel corpo. E quindi non droga, ma didattica e insegnamento. Sì. Perché la droga è una scorciatoia negativa. Prego, professore. Una riflessione e due contraddizioni. La riflessione, anzitutto, negli anni 30 Hitler aveva uno stuolo di medici che controllavano il suo stato di salute e si era scelto un medico per ogni parte anatomica del corpo umano, quindi aveva un'equipe. Sul fine degli anni 30, trovandosi con dei forti dolori allo stomaco e non riuscendo a trovare, come si dice, il farmaco adeguato, Morrell ebbe la fortuna di dargli un consiglio che gli tolse questo dolore. Adolf Hitler da quel momento licenziò tutti i medici, l'equipe che aveva, e diede il proprio fisico, si può dire proprio il fisico, in mano a Morrell, che si rese conto che ormai aveva in mano l'uomo. Possiamo dire che Morrell aveva proprio in mano l'uomo, perché poteva manipolarlo come vuole. Ecco, e Morrell è così, come si dice, spregiudicato nel suo ruolo di mantenere in salute il Führer, di dire che è merito suo se Mussolini è rimasto fedele a Hitler fino al 1945, perché nel 1943 Mussolini aveva capito che la situazione internazionale, i conflitti erano allo sfascio, dalla Libia alla Russia. Quindi Mussolini voleva staccarsi da questa alleanza, ma Hitler lo raggiunge dopo essere stato ben caricato da Morrell, gli fa il suo solito concione dall'alleanza indistruttibile del Reich millenario. Spieghiamo ai nostri telespettatori, parliamo del Gran Sasso, quando viene preso Mussolini, che viene arrestato, e invece un aereo lo prende e lo porta in Germania. Prego. Sì, questa per sintesi, appunto subito dopo l'8 settembre, dove c'è questo parapiglia, ecco, no? Dove sì, Mussolini viene con il Gran Consiglio dimissionato e poi torna in sella con la Repubblica di Salò, e Hitler addirittura lo fa prelevare sul Gran Sasso col capitano Scorzeni e lo porta a Monaco, appunto facendogli di nuovo tutti gli auspici perché torni in sella e fondi di nuovo il fascismo. La droga. Ecco, e lì cominciamo, ecco. Fra l'altro, ecco, questa è la riflessione. Le due contraddizioni invece che vanno sottolineate sono queste. La prima, che le sostanze oppiacee il Führer le aveva sempre considerate cose da ebrei. È giusto ricordarlo, cose da ebrei, come se fossero una degenerazione, un perdersi in queste cose, voleva dire abbassarsi proprio a livello di queste sottorazze umane. Primo. La seconda contraddizione, rilevata anche dal collega Fusaro, è che in un contesto totalitario il nazismo aveva fatto l'autorappresentazione di se stessa del corpo sano. E l'uso invece continuo e costante di farmaci di questo tipo era una smentita di tutti quelli che erano le famose adunate con le parate ginniche, le ore di ginnastica, la Hitlerjugend, no? Che facevano tutte le passeggiate, le marce nei boschi. Tutto questo veniva smentito dalla assunzione continua e massiccia di queste sostanze. Alla fine possiamo dire
che Hitler si rende conto di questa smodata assunzione di farmaci, non riconosce la dipendenza, ma dice a Morrell in un momento ancora che è lucido, dice: mi hai riempito di farmaci per tutto questo tempo, dice, e è solo Goebbels che gli dice, che gli fa capire che doveva smettere di ascoltare Morrell, ma siamo verso gli ultimi mesi. Ormai il suo corpo, come abbiamo visto, è ridotto a un rottame, è ridotto non a un 56enne ma a un 66enne. Esistono anche delle foto che lo fanno vedere abbastanza abbruttito, possiamo proprio usare questo termine. Lo stesso Oller, quando sceglie la sua foto di copertina del suo libro nell'edizione tedesca, sceglie la copertina di un Hitler che si vede chiaramente che sembra sotto l'effetto di questi oppiacei. Quindi un uomo in queste condizioni, molto debilitato fisicamente, indebolito anche da quell'attentato del 20 luglio del 44, tremolante come abbiamo visto dal servizio, supporre che sia riuscito a scappare in Argentina io la vedo molto dura, e quindi ritengo che la sua fine sia avvenuta nel bunker il 30 aprile del 45, e su questo direi che possiamo metterci la pietra sopra, perché siamo nell'anno in cui ci sono gli 80 anni, attenzione, sono gli 80 anni dalla morte di Hitler e di Mussolini. Ne sentiremo parlare molto. Mi dispiacerebbe che continuassero ancora queste dicerie da programmi televisivi estivi, oppure da come si dice, siti internet che su questo abbondano in maniera eccessiva, non portando mai uno straccio di prova, perché se vogliamo dirlo tutto, le uniche parti di Adolf Hitler che sono rimaste sono il cranio perforato dalla pallottola che si sparò nel bunker della cancelleria e la dentatura dove ha masticato la capsula di cianuro. Tutto il resto è finito bruciato o seppellito nei resti dei vari spostamenti delle tombe che i russi fecero arrivando alla cancelleria di Berlino. Chi ha trovato il cranio e la mascella? I russi. I russi, e non lo dissero mai. Giustamente i russi non lo dissero mai, perché avevano un'intenzione ben precisa di sviare tutto lo spionaggio inglese e americano perché continuassero a fare le ricerche e non le orientassero verso i russi in un clima di guerra fredda. E poi alla fine però non lo fecero. Stalin negherà sempre, anche finché sarà in vita fino al 1953, di non sapere che fine abbia fatto Hitler, mentre lo sapeva benissimo. Ecco, la mascella è importante perché dalla dentatura di questa mascella hanno ricostruito tutti gli interventi che erano stati fatti naturalmente sull'apparato masticatorio, di conseguenza hanno individuato le cure e l'effetto finale, quindi dove sono stati otturati i denti piuttosto che messo delle protesi, eccetera, eccetera. Quindi si presume che quella sia la mascella vera di Hitler, che sì, questa è la versione, l'altra versione, si sparò in testa, sparò anche la sua, sposò la sua amante, e poi furono avvolti in delle coperte, portati fuori dal bunker e immersi nella benzina e dato fuoco, e di conseguenza rimasero soltanto forse lo scheletro, forse la testa forata dal proiettile di cui il professore parlava. Prego. Aggiungiamo che l'attendente che strascina fuori il cadavere dalla cancelleria di Hitler aveva ricevuto queste disposizioni di dare, come si dice, benzina, ecco, spargere appunto di fuoco poi i cadaveri. Riuscì ad appiccare il fuoco, ma i russi erano ormai alle porte, quindi improvvisarono una tomba, perché un corpo umano come minimo ha bisogno di 3-4 ore per bruciare completamente, quindi non riuscirono a fare questo. Altra cosa che va detta, perché c'è chi parla ma quello era un sosia. Non è affatto vero, perché l'ipotesi del sosia è smentita dal chi era lì in cancelleria e che ha riconosciuto il vero corpo di Adolf Hitler nel suo pilota privato, che era sempre lì pronto ad aspettare per portarlo via con l'aereo, perché se Hitler avesse voluto in aprile c'era sempre un elicottero a disposizione per spostarsi a Berchtesgaden, e tutto il suo entourage lo aspettavano questo ordine, perché sapevano che Berlino era ormai in mano dei russi. Ecco, apriamo una parentesi sui sosia. Allora, a quell'epoca si usavano molto i sosia. Solo all'epoca?
Ma non so, ma per esempio Stalin aveva 5 sosia che gli somigliavano perfettamente, truccati, e spesso, la maggior parte delle volte, quando si presentava in pubblico, e Stalin non parlava, faceva mai discorsi a differenza di Hitler, si presentava ed aveva il suo sosia perché spesso aveva paura di essere ammazzato, come poi avvenne, perché così fu la fine di Stalin, ma anche Hitler aveva i suoi sosia. Bene. Comunque, Grazie. al di là che ci tengo a sottolineare una cosa, al di là di quella che è stata la fine, che anch'io propongo, insomma, per l'aspetto delle prove che abbiamo, poi se verranno fuori altre prove è chiaro, però al di là che si sia suicidato lì o che sia scappato, politicamente lì finisce l'era di Hitler, e quello che poi conta per la grande storia dell'umanità. Sulle droghe, attenzione, non deve passare il messaggio che siccome usavano droghe diventa quasi una scusante perché erano drogati. Il fatto che usassero droghe è un aggravante, è la testimonianza della devianza e della malvagità di queste persone, che poi siano morte lì, siano andate da un'altra parte, l'importante è che non abbiano continuato a nuocere all'umanità. Allora, possiamo dire una frase? Che il peggior nemico della Germania era Adolfo Hitler. Sì. Grazie del vostro intervento, spero che i nostri telespettatori ci abbiano seguito in questo percorso che è del tutto sconosciuto, perché la gente non capisce, pensa che i tedeschi fossero cattivi, invece erano drogati. Quando le SS catturavano le persone e gli sparavano in testa perché non potevano nemmeno fare prigionieri, erano drogati purtroppo, e di conseguenza queste erano le conseguenze. Grazie del vostro intervento, e apriremo un altro capitolo su Hitler. Quindi, professor Zanella, faccia la proposta. Ma siamo nell'anno centenario della pubblicazione di un libro che fu propedeutico purtroppo a tante nefandezze, soprattutto ad Auschwitz, il Mein Kampf. Pubblicato appunto nel luglio del 1925, il primo volume. Non sarebbe male riflettere su tanti guai che questa sottovalutazione di libro ha creato poi nel mondo. Però giusto, sottovalutazione, quella è la cosa. La pubblicazione fu finanziata da Krupp. Bene, sappiamo. Grazie. Bene, sarà sicuramente tema di una nostra prossima puntata. Grazie a Damiano Fusaro e a Patrizio Zanella per averci aiutato a raccontare questa pagina. Giustamente mi unisco a quanto detto dal professor Fusaro, che chiaramente l'utilizzo delle anfetamine non deve passare come una giustificazione per quelli che sono stati gli orrori che si sono commessi in quegli anni, e in particolare appunto per quello che è stato fatto dal nazismo. Invece, prima di salutarci, noi abbiamo sempre i nostri ospiti silenziosi, come li chiamiamo. Abbiamo due cose che riguardano Julian Assange, innanzitutto perché è ripartita una petizione per chiedere al presidente americano Joe Biden, che è ancora in carica per qualche giorno, di concedere la grazia appunto al giornalista australiano. Julian è libero, ma la giustizia attende. Unisciti a noi e chiedi la grazia oggi stesso, così dice la petizione appunto che viene inviata a Joe Biden. Stessa cosa vale per Leonard Peltier. Questo è un personaggio meno conosciuto, ma anche questo è un messaggio che viene inviato a Joe Biden. Peltier, lo ricordiamo, è il simbolo della lotta dell'American Indian Movement, che negli anni 70 diede vita a una vera rinascita indiana americana. Ha compiuto recentemente 80 anni nel carcere della Florida, dove è rinchiuso dal 1976. Anche per lui, e anche qui dall'Italia, è partita una richiesta rivolta a Joe Biden appunto per la sua scarcerazione. Poi invece abbiamo festeggiato in questi giorni la liberazione della giornalista, la collega Cecilia Sala, che era rinchiusa nel carcere di Evin, ma ricordiamo che nel carcere di Evin restano ancora tante donne, tante dissidenti. In particolare noi parliamo sempre di Narges Mohammadi. Ricordiamo appunto che Narges Mohammadi è in carcere da
ormai troppo tempo difende i diritti umani, soprattutto delle donne, da questo carcere che è un carcere che è stato costruito nel 1972 sotto il regime dello Shah Mohammad Reza Pahlavi, e il carcere è concepito inizialmente proprio come struttura per la detenzione di prigionieri politici e ancora oggi appunto viene utilizzato in questo modo, ma ci sono circa 15.000 detenuti all'interno di questo carcere che appunto soffre di sovraffollamento e di carenza igienica, e non solo di quello. E poi abbiamo l'avvocatessa tunisina Sonia Damani, che continua a essere in stato di detenzione dall'11 maggio scorso, condannata, in carcere, è stata perseguitata in 5 casi riguardanti dichiarazioni rilasciate alla stampa contro la presidenza tunisina. E poi invece veniamo alla Bielorussia, dove resta in carcere Ales Bialansky, anche per lui appunto si richiede la libertà. Ricordiamo che in Bielorussia sono 1.500 i prigionieri attualmente, prigionieri politici detenuti nelle carceri e che subiscono continui maltrattamenti. In alcuni casi, come nel caso di Bialansky, poi ci sono difficoltà anche per quanto riguarda le condizioni di salute e accedere ai farmaci. Ultima, ma non meno importante, Aung San Suu Kyi, che anche lei è ancora in carcere in Myanmar, non si sa dove sia, non ci sono notizie proprio di Aung San Suu Kyi, e quindi noi ci uniamo a quelle che sono le voci internazionali che chiedono la libertà per Aung San Suu Kyi, ma anche per tutti quanti gli altri che abbiamo citato e per i tanti altri che vivono in una condizione di privazione della libertà a causa semplicemente delle loro idee o di semplicemente parole pronunciate. Bene, ci fermiamo qua. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Ci rivediamo la settimana prossima, come sempre alle 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti.